Rieccoci insieme, vi ripresento i nostri ospiti. Cominciamo da Agostino Bonomo, Presidente Confartigianato Imprese del Veneto, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte, sempre molto lontani questa volta, dobbiamo adattarci alle norme cautelari, Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova, grazie anche a lei. Parliamo della situazione economica, facciamo un po' il quadro di queste categorie produttive che sono fondamentali per il nostro nord-est, sono la maggioranza delle imprese e ben sappiamo, per dare anche una risposta a tanti di coloro che ci scrivono, ci sollecitano di dar voce agli artigiani tantissimi, alle piccole realtà produttive, anche ai piccoli e medi imprenditori, di vedere anche quali sono le istanze che sono state presentate al governo, che tipo di risultati potrebbero sortire, che risposte ci possono essere. Allora, per inquadrare un po' la situazione, cominciamo questa volta con Confartigianato Imprese del Veneto. Voi rappresentate che categoria, che mondo produttivo? Beh, tutte le micro-piccole imprese, in particolare le imprese artigiane, per cui abbiamo a che fare con 60.000 soci nel Veneto e una forza produttiva che è importante, perché se il tessuto sociale veneto è così diffuso è una peculiarità di questo territorio, dove la micro e la piccola impresa ha fatto anche la crescita e il benessere di questi territori negli ultimi anni. Qual è la situazione? So che si cambia di momento in momento, so che di giorno in giorno, di comunicazione in comunicazione ci sono sempre delle ricadute diverse. Qual è però lo stato dell'arte attualmente? Beh, lo stato dell'arte noi lo abbiamo misurato fin dall'inizio, perché proprio per andare in regione, che ci aveva convocato l'assessore Marcato il 2 di marzo, già il 26 e il 27 avevamo somministrato un questionario con tutta una serie di domande ai nostri associati e già lì eravamo all'inizio, subito dopo le prime ordinanze, le prime prese di coscienza del momento che stavamo vivendo, già lì abbiamo avuto 2.500 risposte in pochissime ore. 2.500 risposte in pochissime ore dà il segno di come già allora le imprese artigiane stavano vivendo il momento e anche con che presa di coscienza proprio fin da subito. Lì fin da subito ci dicevano che nella proiezione poi fatta in maniera scientifica noi abbiamo così stimato che 35.000 imprese già avevano già allora un calo di produzione derivante da mancanza di materia prima in casa, e 25.000 denunciavano già di avere una proiezione futura, per cui immediata dopo il 26-27, alla fine del mese di febbraio, avevano già dei segnali di calo di fatturato. Per cui in quel momento la situazione era problemi di reperimento di materia prima e comunque già l'economia che stava rallentando. Ecco, perché lei ha toccato un aspetto importante, poi vedremo anche con Confapi. Calo di materia prima, perché non arrivano queste materie prime? Cioè abbiamo problemi di trasporto, è questo sostanzialmente? Beh, noi abbiamo non solo problemi di trasporto, ma in alcuni settori, tutta la filiera della moda, ci sono tutta una serie di materie prime, faccio riferimento a tessuti affilati, e a complementi anche di abbigliamento che arrivavano già da allora dalla Cina e che erano ferme nelle navi in giro per il mondo, nei porti di Singapore e nei porti dell'Oceano Indiano, e non arrivavano allora, non sono ancora arrivati in Italia, per cui un rallentamento anche della produzione dovuto a questo fenomeno. Stessa cosa per la componentistica nella grande filiera dell'elettromeccanica, dove tutta una serie di componentistiche elettroniche arrivano da quei mercati, da quei paesi, e per cui se non li hai in azienda non li puoi lavorare, per cui c'è stato subito questo tipo di problema. Dopodiché da lì è partita tutta una serie di difficoltà dovute anche alla preoccupazione di come gestire un eventuale bisogno di calare quella che è la forza produttiva, per cui di come gestire questa situazione con il personale. Bene, allora qui già fin da subito abbiamo avuto la Regione che è partita subito con la cassa integrazione in deroga, avevano dei soldi bloccati in un capitolo di bilancio destinato, delle economie fatte nelle crisi precedenti, e sono stati messi subito a disposizione con un provvedimento immediato. E poi lì ci sono state tutta una serie di situazioni rispetto alle quali si è codificato anche un percorso che ha a che fare con, nel momento in cui devo mettere a casa un mio dipendente, faccio fare prima i permessi, poi le ferie, poi la cassa integrazione in deroga regionale. Speriamo che domani, nel decreto di domani, vengano messe delle risorse anche sulle casse integrazioni in deroga nazionali,
Poi gli enti bilaterali che entrano in campo con il Fondo Sociale Bilaterale dell'Artigianato, quello nazionale, e poi sul regionale dove sono stati attivati le contrattazioni di secondo livello con gli enti bilaterali territoriali, per cui la copertura del personale delle aziende è assolutamente totale e completa, e ha anche uno spazio temporale, un perimetro temporale sicuramente. Questo per tranquillizzare gli Questo per tranquillizzare, perché credo che la prima preoccupazione in quel momento, eravamo a fine febbraio, era cosa succederà del mio personale nel momento in cui dovessi lasciarlo a casa, per cui mettendo così a regime, anche articolandola con tutta una serie di susseguirsi di possibilità, lì siamo tranquilli. Adesso il grande scoglio è quello di andare ad affrontare quello che sarà la crisi di liquidità, perché se non fatturo non posso incassare, e non solo, ma se non fatturo non posso pagare neanche i mutui. Se non fatturo ci sono le scadenze fiscali nei confronti della pubblica amministrazione dello Stato, e poi diventa una catena che fa un effetto domino. Se non pago io, non pago il mio fornitore non può pagare io. Quello che abbiamo già vissuto tragicamente. E si va poi in default in maniera molto veloce. Allora, facciamo per step. Stessa questione. Per le realtà che voi rappresentate, cosa si sta profilando invece? E qual è lo stato? Che inizialmente c'era un certo qual ottimismo, cioè si prospettavano tempi diversi. Sì, diciamo che l'analisi che è stata fatta è assolutamente precisa e non poteva che essere così, perché alla fine le nostre organizzazioni rappresentano il coraggio e la buona volontà e gli investimenti anche emotivi di una vita di tutti i nostri associati. Alla riunione alla quale abbiamo partecipato anche noi in Regione avevamo anche noi sottolineato il fatto che non era possibile in 3 giorni, tra l'altro una riunione organizzata all'ultimo momento, e diciamo che non è che ce ne siano a decine durante l'anno, ma questo lo vedremo magari con l'assessore, in futuro sarà più disponibile. E non ci sono dati, non si sapeva esattamente che cosa potesse venire. Naturalmente tutte le associazioni hanno fatto, per quanto nelle loro possibilità, dei sondaggi per capire quali sono le esigenze. Sempre nella riunione in Regione noi avevamo anche proposto che questi sondaggi poi venissero resi in qualche modo pubblici o condivisi con le altre associazioni di categoria, perché questo non è il momento di tenerci le cose nascoste, voglio dire. Tutti dovranno contribuire e io credo che questo comunque succederà. La tipologia delle aziende associate a Confapi è un po' diversa rispetto a quelle dell'artigianato, perché non tanto per dimensione, perché a volte ci sono aziende artigianali che sono importanti per numeri e per fatturati e anche per qualità ovviamente dei prodotti, ma perché noi raggruppiamo più categorie. In Confapi, che è l'associazione della piccola, cioè dell'impresa privata in pratica, non ci sono solo imprese manifatturiere, ci sono anche imprese di servizi, ci sono in qualche modo anche consulenti che non sono partite IVA, ma quasi, cioè il mondo che è a sostegno di tutta la struttura industriale e produttiva ed economica italiana è molto variegato, perché non abbiamo le enormi imprese, abbiamo piccole imprese le quali poi a loro volta hanno società più piccole che gli forniscono di servizi, e quindi è tutto articolato. Di sicuro c'è una cosa: noi imprenditori siamo da sempre abituati ad affrontare i momenti di crisi, ma di solito i momenti di crisi sono legati al mercato, cioè a una mancanza di domanda, e questo deve essere nei progetti e nei rischi di impresa. In questo caso noi affrontiamo qualcosa che è completamente inedito, perché c'è una mancanza di offerta, nel senso che ciò che noi dobbiamo usare per trasformarlo, perché questa
è la natura dell'impresa manifatturiera italiana. Noi soprattutto trasformiamo migliorando. Mancano i componenti, rischiano di mancare le materie prime, manca la possibilità, cioè anche le limitazioni nei movimenti delle persone sono un limite. Dobbiamo arrivarci, ci siamo arrivati, lo facciamo, ma è una situazione completamente inedita, perché i fondamentali, pur essendo il periodo non particolarmente florido, c'erano ancora, soprattutto nel Veneto, che aveva una prospettiva di sviluppo tripla rispetto a quella del resto del territorio italiano. Con vocazione all'export marcatissima. E questo ha creato una situazione che è difficile da affrontare perché è assolutamente inedita. Noi non stiamo affrontando una crisi economica come quella del 2008. Quindi I fondamentali sono completamente diversi. Noi stiamo affrontando una crisi che è sanitaria e poi è diventata emotiva anche a causa di tutta una serie di errori commessi nella comunicazione, non da parte dei mezzi di comunicazione, che magari in qualche caso qualche manina ce l'hanno messa, ma per mancanza di informazioni che fossero credibili e univoche. Quindi siamo davvero in una situazione strana. Capire che cosa succederà in futuro è davvero difficile per noi. E bene, vediamo il fatto che vengano perlomeno accantonati e predisposti dei conti, dei soldi in pratica per affrontare ciò che ci sarà. Ma oggi cominciare a chiedere in dettaglio io voglio questo, io voglio quell'altro ancora, questo non è possibile oggettivamente. Certo che c'è tutto un settore che in parte afferisce anche a noi, che è quello delle imprese che sono unipersonali o poco di più. C'è qualcuno che non avrà cassa integrazione, che non ha liquidità sufficiente per affrontare. Ci sono le partite IVA, cioè tutto quel mondo che noi in qualche modo abbiamo anche creato artificiosamente, perché c'erano una serie di blocchi e limiti eccessivi nelle assunzioni, si trova completamente scoperto. Questi sono cittadini italiani e sono tanti che dovranno essere tutelati per primi, perché gli altri in qualche modo hanno qualche paracadute. Questi no. Noi non possiamo rischiare di far arrivare alla fame dei cittadini, dei lavoratori che hanno scelto un po' per forza, un po' per volontà, una strada che è quella che non gli dà tutele automatiche, perché questa nazione è ipertutelata in certi casi e assolutamente latitante in altri. Perfetto, infatti a questo punto qua ci colleghiamo anche al discorso che viene fatto di tutela della salute, cioè di blocco di tutte le attività che sono stato richiesto, però realisticamente non sono 15 giorni, inutile parlare, abbiamo visto in Cina 48 giorni, ma in Cina hanno un altro regime, un altro sistema e altri tipi di provvidenze, e non parliamo di piccole e medie, in realtà assolutamente, ci sono le grandi aziende che hanno delle... Da noi si ridurrebbe veramente certe categorie, anche artigiane, sul lastrico, e questo è un dato di fatto. Lo Stato non sarebbe in grado di dare quanto appunto giustamente diceva anche il Presidente Confapi, almeno per sostenere, in termini economici, sostenere questo periodo. Per cui è veramente un rischio, perché poi siamo correlati a un sistema export noi. Certo, è stato toccato già il tema dell'azienda monocomponente o del lavoratore singolo e del lavoratore autonomo. Noi ne abbiamo una grande quantità fra i nostri associati e confermo il fatto che questa è la più grande preoccupazione che in questo momento noi abbiamo, perché veramente per queste persone non c'è nessun tipo di tutela. L'azienda strutturata, magari anche strutturata finanziariamente, la persona che lavora da sola con 1 o 2 dipendenti è veramente senza paracadute. Per cui sì, ma io penso ai paracaduti estesi a tutta Italia, ma non ce n'è. Sì, anche i 500 euro che erano stati messi a disposizione subito solo per le zone, le prime zone che erano state definite zone rosse, per cui i comuni dell'Odigiano e Vo' sì, i 500 euro già facevano un po' sorridere allora. Adesso pensare di estenderli a una quantità enorme di cittadini, imprenditori
e lavoratori autonomi sicuramente la cosa è difficile, per cui lì veramente è una situazione che andrà analizzata in maniera importante e bisognerà mettersi veramente anche in maniera scientifica e cercare di capire come si possono sostenere queste persone, perché sono una parte preponderante della nostra società. Dopodiché le categorie sono le più disparate. Alcune di queste peraltro hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, che hanno chiuso prima che arrivasse il decreto di ieri sera. Faccio riferimento al tutto il settore dell'estetica, degli acconciatori, che proprio per la vicinanza alla persona che stanno trattando, l'impossibilità di rispettare obiettivamente, erano consci dell'impossibilità di rispettare quella che era l'ordinanza, e per la salvaguardia della propria clientela, dei propri collaboratori e di se stessi hanno chiuso, ma in stragrande maggioranza, per cui anche il decreto di ieri sera per questo tipo di categoria è arrivato come una liberazione, almeno chiudiamo tutti, c'è l'ordinanza ministeriale del governo per cui si chiude. Ecco, però lei ha toccato un esempio, dopo appunto andiamo anche su esempi concreti da una parte e dall'altra per le varie categorie, tipo il parrucchiere, l'estetista della situazione piccole, quindi artigiani, hanno una copertura per i propri dipendenti? Per i propri dipendenti assolutamente sì, con gli enti bilaterali. Con gli enti bilaterali e con le casse integrazioni in deroga, per cui io credo che oggi anche se hanno 2 dipendenti? Anche se ne hanno uno. Anche se ne hanno uno, perfetto, non ha benessere. Sì, per cui credo che proprio con la previsione fatta in maniera saggia ormai da 30 anni, con l'avvio degli enti bilaterali che creano appunto dei sistemi e dei fondi di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane, questo problema lo abbiamo già risolto e lo abbiamo già sperimentato nella crisi del 2008-2009 e anni seguenti, ed è stato allora un toccasana e lo sarà anche adesso. Il problema però non è solo questo, è anche di queste categorie che hanno a che fare con il lavoro autonomo e le aziende mono e micro fino a 2-3 dipendenti, che sicuramente hanno dei disagi importanti e non ci sono dei paracaduti se non i propri risparmi. Ecco. Che questo non è neanche infatti. Presidente, rispondendo appunto a una mail che era arrivata, ma è corretto per le piccole imprese, quelle che poi rappresentate da voi, al di là del settore artigiano che è molto interpersonale anche, chiedere di consumare tutte le ferie per i dipendenti? Questo è un altro aspetto. Qua sono andati 3 mail con lo stesso tono. Sì, lo so, però questo attiene di più alla responsabilità generale del popolo di questa nazione. Perché se in questo momento ci troviamo tutti coinvolti, per fortuna ancora pochissimi percentualmente, ma il rischio è altro, se ci troviamo tutti coinvolti e dobbiamo prendere delle decisioni che sono difficili e dolorose per tutti, dobbiamo anche in qualche modo misurare le nostre esigenze personali, perché questo non è un momento normale, questo è un momento particolarissimo, bisogna essere seri. E quindi, posto che comunque lo Stato dovrà farsi parte attiva e le regioni anche, e anche l'Europa, perché prima o poi dovremo anche andare da loro a chiedere qualche cosa. Fermo restando che questo dovrà essere fatto, bisogna considerare che oggettivamente quello che c'è a disposizione in questa piccola tazza che abbiamo è limitato, e quindi se qualcuno si vedrà dire la prima parte di questa interruzione del lavoro tu la farai di ferie, deve capire che lo sta facendo per sé e anche per gli altri. Perché questo non è il momento nel quale noi dobbiamo fare recriminazioni di tipo di richieste personali, diciamo così. E non possiamo fare delle questioni, cioè fare degli scioperi per queste cose, adesso sto estremizzando, ma voglio dire, i diritti ci sono. L'INPS dice chiaramente che prima di erogare cassa integrazione bisogna aver completato i permessi, aver completato le ferie almeno per le quote, e poi si può accedere. Quindi a queste persone che scrivono bisognerà ricordare, facendo leva sulla loro sensibilità personale,
che ci sono dei momenti nei quali alcune cose non possono passare davanti ad altre. Questo è uno di quelli. Questo è il momento della serietà. Infatti è forse come se fosse, ne chiacchierava anche un po' prima fuori, uno stato di guerra, non guerra, cioè non la guerra vera e propria che è distruttiva, tragica, per cui qua non vediamo le conseguenze disastrose, per fortuna, perché secondo me la guerra distruttiva, tragica, gli eventi calamitosi come terremoti, i fragi sono peggio perché lì creano, ma è comunque uno stato di guerra. Sì, contro appunto un nemico invisibile, che è questo coronavirus che non si sa come evolverà, che è inedito anche per la scienza medica, perché l'unica cosa che si sa è che non ci sono le cure come per le altre sindromi influenzali, si sa che ha delle complicanze che hanno a che fare con l'apparato respiratorio, e si sa che se non viene contenuto può creare degli stati di affollamento di quelli che sono non gli ospedali, le terapie intensive degli ospedali, che sono cose diverse, no? Perché quando si sente dire ma si stanno ampliando gli ospedali, si metteranno dei letti sotto magari a delle tende o a... non è che un semplice letto di cui c'è bisogno di un letto attrezzato da terapia intensiva con l'autorespiratore, con tutte le attrezzature del caso. Per cui veramente è una guerra contro un nemico che è invisibile, non si sa quanto potente è e quanto durerà questa guerra. Assolutamente, no, perché proprio la parola guerra, per chi ha indirettamente attraverso i propri nonni o le persone molto anziane che l'hanno vissuta, recepiscono la cosa con uno stato diverso. I giovani invece sono del tutto impreparati, perché proprio non hanno sentito neanche i propri genitori mai parlare, che a loro volta non l'hanno vissuta se non sul ricordo dei nonni, per cui per loro c'è una situazione anche psicologica particolare di difficile recepimento. Prenderemo anche un esperto al riguardo che poi ci spiegherà che meccanismi scattano. Intanto noi scattiamo in pubblicità e torniamo insieme tra pochi secondi.